Benvenuti, tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità della nostra amata squadra. Forza Napoli sempre! Come sta andando il Napoli tra campo e mercato? Mancano oggi e domani. Stiamo concludendo un periodo di lavoro significativo. Sappiamo tutti che la preparazione è un momento in cui si lavora sodo e si cerca di costruire su quanto fatto con i giocatori confermati, oltre ad aggiungerne di nuovi. Per tutte le squadre, e per quelle che hanno bisogno di diversi giocatori, dire che è un work in progress mi sembra la definizione più corretta. Sono soddisfatto dell'impegno dei giocatori, che stanno lavorando sodo e seriamente. Ho ricevuto risposte positive sia dal vecchio gruppo che dai 6 nuovi giocatori, ma è inevitabile che con i nuovi giocatori ci vorrà del tempo per abituarsi ai meccanismi e ai concetti. Sta provando diverse cose, come la convivenza con i 4 centrocampisti Anguissa, Lobotka, Tominay e De Bruyne. È una soluzione credibile per raggiungere subito l'equilibrio? L'equilibrio non è la mia filosofia, né quella del Napoli, ma ogni squadra ne ha bisogno per essere competitiva. Quando dico lavori in corso, significa anche che stiamo provando soluzioni diverse. Un allenatore dovrebbe provare, come l'anno scorso, a trovare soluzioni diverse, soprattutto perché è una stagione lunga e con molte partite. Chiaramente, abbiamo lavorato molto sul 4-3-3 ed è un sistema che si adatta alla squadra e abbiamo i giocatori giusti per questo. Stiamo anche cercando un'altra soluzione se dovessimo rinunciare a un'ala offensiva per un centrocampista in più, ma dobbiamo affinare i meccanismi in entrambe le fasi e ottimizzare. Un allenatore deve ottimizzare. L'equilibrio è la base di tutto. C'è molto entusiasmo domani per Tariq Muaremovic. Il suo Sassuolo scenderà in campo contro i campioni d'Italia del Napoli per dare il via alla stagione. Intervistato nell'edizione odierna del Mattino, il giovane astro nascente dei neroverdi di Fabio Grosso ha commentato: «Se penso di avere contro De Bruyne e Tominay, mentre solo 2 anni fa giocavo in Serie C con la Juventus Under 23, non posso fare a meno di emozionarmi. Ma so anche che il mio cuore batterà solo per pochi secondi, perché poi dovrò pensare alla partita. Sappiamo di non essere una neopromossa come le altre. Per il Sassuolo, la Serie B è stata un periodo breve. L'obiettivo, ovviamente, è rimanere in classifica, ma abbiamo il sogno e l'ambizione di arrivare tra le prime 10 della Serie A. Poi, certo, affrontiamo una squadra che, per me, è ancora la favorita numero 1 per lo scudetto, ma non abbiamo alcuna voglia di iniziare contro di loro già sconfitti. Che tipo di Napoli ci aspettiamo domani? Ho visto molte partite degli azzurri l'anno scorso e devo ammettere che sono rimasto impressionato dalla loro mentalità in campo e dalla loro costanza nei risultati. Hanno anche un allenatore, Conte, che è senza dubbio uno dei grandi maestri del calcio in questo campionato. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!